perfetto. Siamo tutti oltremodo dispiaciuti per la tragica perdita del giovane Marco Salvagno, che ha perso la vita venerdì pomeriggio nel cantiere dell'imprenditore Ivano Boscolo-Bielo, situato a Santa Marta nel canale della Scomenzera. Il Corriere del Veneto riporta le parole di Ivano Boscolo-Bielo: "Sono senza parole per questa tragedia. Il ragazzo era all'interno di un magazzino e, per motivi sconosciuti, ha tirato un calcio a una porta a vetri, causandosi la ferita fatale. Ringrazio i colleghi per il loro pronto intervento e l'arrivo tempestivo dell'ambulanza. In questo momento drammatico possiamo solo stringerci l'un l'altro ed essere vicini alla famiglia." Marco Salvagno aveva 21 anni, la dinamica dell'incidente è avvenuto venerdì 28 giugno in un capannone della società Bielo di Santa Marta e deve essere ancora chiarita dallo Spisal e dai carabinieri che stanno indagando sulla morte del giovane operaio Chioggiotto. Da quanto è emerso finora, attorno alle 16 del pomeriggio, Marco si è tagliato all'altezza del ginocchio. La ferita ha provocato un'emorragia dell'arteria femorale. Quando i colleghi si sono accorti della situazione, era già in un lago di sangue e non è stato possibile farlo.